Trasformare un luogo di segregazione in spazio di apertura al mondo. Con questo intento Luciano Benetton ha riqualificato le antiche carceri cittadine, l'ala del Palazzo Asburgico, concomitante all'ex tribunale in Piazza Duomo, che oggi consegna alla città di Treviso con il nome Gallerie delle Prigioni. Un nome che lega la nuova vocazione della struttura, che diventerà sede per progetti d'arte contemporanea, a un passato di cui l'architettura conserva i segni e la memoria, grazie al sapiente restauro conservativo ideato dall'architetto Tobia Scarpa. Nelle Gallerie delle Prigioni trova la sua casa Imago Mundi, il progetto no profit e itinerante ideato da Luciano Benetton, una collezione d'arte unica al mondo di opere con il formato cartolina 10x12 cm che di anno in anno si espande grazie all'adesione di artisti provenienti da tutto il mondo, coinvolti in modo volontario e senza fini di lucro. Fino al 20 maggio saranno esposte alle Gallerie delle Prigioni 700 opere provenienti dal continente africano, che comporranno la mostra Sahara What is Written Remain, dedicata all'arte della calligrafia e alla sua eredità culturale. È abbandonato da più di 60 anni e a me interessava trovare una soluzione anche di utilizzo. Sì, restaurarlo e lasciarlo senza funzione non era l'ideale. Per cui poi abbiamo cercato di avere un abito su misura, perché era questo il senso, che non voleva essere una sede completa di Imago Mundi perché c'è bisogno di molto più spazio, però diciamo che ci va bene per questo utilizzo. Siamo in centro città, per cui qualunque ospite che arriva a Treviso è dentro.